canzone che abbiamo suonato veramente tantissimo lo scorso anno, grazie. Ho detto fermo col qua. Grazie a tutti i personaggi. Adesso può suonare. Pronto? Chi era un biglia? Pronto? Chi era un biglia? Pronto? Iachino! Oh, buongiorno signor Pallega, ma quale piacere, con te semena, l'ultima puntata questa, è l'ultima puntata. Beh, piacere sicuramente, un piacere picchia di sentirla. collera, che abbiato un aragnone che chiaccia tutta la giornata, che ci mancherà la catalla, vabbè, chi lo cucinava, sentiva le vostre minchiate sottofondo e ci cose ci venivano a fino del mondo, no? Vabbè, magari registrerà qualche cosa, poi prenderà. Ho saputo che ci avete un campione di rugby nello studio. Assolutamente, un campione di rugby che gioca in Francia, tra l'altro. A Parigi, noi ci andiamo spesso a Parigi, l'ho saputo, no? Ma posso raccontare? Ma su buono, insomma. No, racconti lei. No, niente, ormai comunque l'abbiamo sistemata la cosa, abbiamo parlato con Sarkozy, ormai io contento perché negli ultimi lavori che abbiamo fatto nella Torre Eiffel, deve sapere, signor Lo Cicero, io non ci consiglio di salirci ultimamente perché siccome la smontavamo che la portavamo a casa per riverniciarla. Ci mandava l'andorugine, siccome non l'avevo ma Parigi, buttate mano, dice vabbè, la smontavamo, la portavamo a casa, la caricavamo, andava e la portavamo, no? E beh, andava la pappa a fare qualche 348 viaggi, però alla fine l'abbiamo portata. Sì. Quando l'abbiamo rimontata, purtroppo, che poi, bicchieretto di vino, bicchieretto da qua, c'è pure una caporatina che la chiamavamo, che ne dice un po' di acido, e insomma, montando questa Torre Eiffel a sto picchiano dei pezzi, di cui ora abbiamo fatto delle verande a Lebrino, con questi pezzi da Torre Eiffel, ci sono anche dei tombini perché squagliamo un po' di bollone, insomma c'è di tutto, va. Ora io ci consiglio di non salirci, in ogni caso ci volevo dire che io ho giocato a rugby. Lo sapevo lei, signor Falle, che io ho giocato a rugby? Beh, non lo sapevo, immagino se lo sta dicendo io non ho motivo di non crederle. Io ho un fisico onestamente. Ma che ruolo? Io giocavo. Un'ala, terza linea, cos'è? Lei che era? Io centravanti. Come centravanti? Giocavo centravanti nei rugby, ero numero uno, mi creda. Non può essere, non c'è il centravanti. Non c'è ora perché questo giochi moderno non c'è più, ma quando giocavo io c'era, io giocavo, pensa che con me ci giocava Mosè, e poi c'erano altre gente, altre cose. Qui c'è, pronto? È impazzito. È arrivato Cristiano. Cristiano voi. Buongiorno. Perché sto sentendo sto ciao? Profumo di mare. Cristiano, buongiorno, siamo contenti che c'è anche lei finalmente. Sta bene, lei come sta? Dov'è in questo momento? In questo momento stiamo facendo un circuito. Stiamo facendo un circuito cittadino di San Filippo da Gira, stiamo facendo il circuito nuovo della Formula 1. Stiamo facendo questo circuito nuovo per la Formula 1. Ieri abbiamo spostato il tabaccaio. Non è più. Abbiamo fatto le piscine, l'acqua per Natale, ora ci stiamo mettendo anche le barche. Monte Carlo allora? Sì, tipo Monte Carlo, giusto, e siamo un altro monte, tipo Monte Po. Non è la stessa cosa? Vabbè, non c'è problema. Ci sono yacht, Ferrari e anche noi ci abbiamo messo yacht e tante altre cose in giro per avere passata e certo ci fu un problema che con yacht durante le prove una macchina schiedavo, eravamo direttamente un po' da bacchino, tra Siuda e Inza e ne penso una ragazza è successa alla valle, mi crede? Immagino. No, anche perché la macchina era sponsorizzata da Boro, io tra Siuda chiappavo tutti i meriti, quindi ci fu un modello, sai, c'è da casa di c'è anche a moto certo chi si è fatta apposta. Iachino, ma senta, ma allora stava parlando con Andrea che è qui con noi e cosa diceva? Il centravanti non c'è, Andrea, non c'è il centravanti. Non c'è il centravanti, assolutamente, l'avrà fatto un altro sport oppure alla sua immaginazione. Ma siamo sicuri che si gioca rugby? Su giovanotto, assolutamente sì. Assolutamente sì. Devo dire, sai Iachino, è arrivato Cristiano, ha visto dalle spalle Andrea e non l'ha riconosciuto. Eravamo piccoli. Lo guardava alle spalle e ha detto io, ma vuoi che sto con queste spalle così grandi così? Andrea, ti ricordi i bei tempi? Come no? Io e tu sulla Vespa? Iachino, lei si ricorda di Anche Andrea, no! Io stavo da lei e Cristiano guidava, sono sicuro, ci diceva all'ippati prima che cadi, ma come casca? Chi è un giocatore da rugby perché non casca? Chi è un pilone, come casca? Un pilone, non può cascare. Comunque io ti saluto, vi porto i saluti anche di Orazio, di Sandro, che qua sono gli aiuti, purtroppo però finisce. Ciao Sandro! Vi saluto anche lui, grazie signor Fallega, grazie signor Cristiano. Grazie se avete bisogno di centravanti dopo vengo io, va bene, arrivederci. Grazie.